Schio inciampa sulle pietre di inciampo. L'amministrazione guidata dal sindaco Walter Orsi non accoglie la mozione presentata dal Partito Democratico ed esplode la polemica. In Consiglio Comunale la discussione si infiamma. La maggioranza, con la lista Noi Cittadini, propone di ricordare anche le vittime dell'eccidio partigiano di Via Baratto del 1945. Le pietre d'inciampo però sono un'iniziativa europea legata alla deportazione e alla giornata della memoria, e la memoria non dovrebbe dividere ma unire. Il fatto di approvare questa mozione non avrebbe comunque impedito di ricordare anche le vittime dell'eccidio. Invece la mozione è stata respinta dalla maggioranza, che si è attirata a critiche da sinistra e da destra, a cominciare dalla Lega, con un videomessaggio che il commissario provinciale Matteo Celebron ci ha inviato in redazione. Negare le pietre d'inciampo significa negare la nostra storia. Quanto è successo a Schio è irrispettoso rispetto alle milioni di vittime, anche e soprattutto italiani deportati e internati all'interno dei campi di concentramento. La linea della Lega, la linea di tutta la politica, che deve essere trasversale su questi temi e sulle tragedie del Novecento, deve essere chiara e deve condannare ogni tipo di violenza. Le pietre d'inciampo servono per ricordare, servono per tenere viva la memoria di chi veramente ha sofferto e per trasferire alle generazioni future dei messaggi chiari. Questo deve fare la politica.